Assessore, la partenza di questo rally ecologico è stata preceduta da un importante convegno organizzato dalla Regione. Durante questo convegno lei ha fatto un annuncio importante, ovvero riferito al progetto Nemo, ossia che la Regione sostituirà un sacco di automobili con delle vetture elettriche. Sì, abbiamo ottenuto una notizia molto importante. Poche settimane fa la Regione ha vinto un progetto europeo, un Horizon 2020, stiamo parlando del progetto Nemo, New Mobility, di cui appunto la Regione Friuli Venezia Giulia è lead partner, che insieme all'Università di Trieste, l'Area Science Park e a più soggetti riuscirà a portare una trasformazione veramente importante di quello che è il parco automobilistico della pubblica amministrazione. Stiamo parlando di una sostituzione in 3 anni di 900 veicoli che verranno quindi dismessi e invece sostituiti con circa 550 auto elettriche, quindi un investimento importante in 3 anni in cui il pubblico dà un grande esempio di credere in una che ormai è una frontiera sempre più interessante e anche direi sempre più diretta ad una platea ampia. Non stiamo parlando più di mobilità magari pionieristica, ma di una opportunità che riguarderà sempre di più la vita dei cittadini. Quindi il progetto Nemo è senza dubbio una importante risposta concreta per fare in modo che Friuli Venezia Giulia diventi un laboratorio importante di sperimentazione, e visti i numeri di questo progetto, che è più di 900.000 euro diciamo, di finanziamento, possiamo diventare anche proprio un esempio di interesse e un caso di studio per anche altre realtà. Quindi ce la mettiamo tutta, la forza del progetto è anche questa importante collaborazione con partner tecnici scientifici che ci aiuteranno sicuramente in questo lavoro.